Amici di Volley Veneto Venacus, ben ritrovati al Palazzetto dello Sport di Bambolino, dove questa sera si affronteranno la capolista Chiara Sassuolo contro Volley Veneto Venacus. Primo posto per Chiara Sassuolo, sesto posto per Volley Veneto Venacus, 29 punti i primi, 17 punti i secondi. Una partita veramente intensissima ed importante per i ragazzi di Sassuolo, che questa sera con una vittoria sarebbero matematicamente qualificati per le finali di Coppa Italia. Hanno bisogno, a loro basta un punto per qualificarsi. Invece il Volley Veneto Venacus cerca punti importanti in chiave salvezza per questo campionato con una classifica molto corta che vedrà retrocedere le ultime 4 classificate, quindi punti importanti che cerca la squadra di Adriano Fini. Invece Francesco Dall'Olio con i suoi ragazzi cercherà sicuramente di portare a casa i punti e di arrivare nella sperata finale di Coppa Italia. Partiamo subito con i roster delle due formazioni prima degli starting six, partendo proprio dalla squadra ospite, dove il numero 2 è Serafini Andrea, con il numero 3 Samuele Sodolici, con il numero 4 Ugolini Federico, con il numero 5 Mantovani Marcello, con il numero 6 Demetrio Soli, con il numero 7 Giurati Damiani, con il numero 8 Luca Sartoretti, con il numero 9 Luca Pigarelli, con il numero 10 Anceschi Filippo, con il numero 11 Francesco Delli, con il numero 13 Thomas Montession, con il numero 16 Giuliano Lovi, con il numero 17 Matteo Marchesi, 18 Luca Filippo, allenatore Francesco Dall'Olio, un allenatore che non ha bisogno di tante presentazioni, risponde il Volley Veneto Venacus, con il numero 1 Alberti Luca, con il numero 2 Nicolò Montaran, con il numero 3 Mattia Cercogli, con il numero 5 Davide Gatti, con il numero 6 Giulio Romagnoli, con il numero 7 Alberto Magalini, con il numero 8 Mirko Testagrossa, con il numero 9 il capitano Cristian Biagostini, con il numero 10 Paolo Guardavascio, con il numero 11 Michele Viola, 12 il palleggio Davide Pietroni, 13 Tommaso Albrigo, e chiudere il numero 18 Pro Daniele, palleggiatore anche lui, allenatore Adriano Fin, anche lui una persona che vive da tanti anni da pallavolo, che non ha bisogno di tante presentazioni. Naturalmente vi diremo gli starting six delle due formazioni quando le avremo a disposizione, oppure le guarderemo assieme a voi quando i giocatori entreranno in campo. Siamo pronti per la presentazione delle squadre. Attimi prima di cominciare questa diretta, che sicuramente sarà uno spettacolo qui al palazzetto di Bardolino. Intanto stanno arrivando ancora tifosi sia da Sassuolo che da Bardolino, ovviamente. Siamo in attesa ovviamente di vedere le squadre in campo per l'applauso iniziale. Andiamo ancora qualche minuto. Dicevamo prima in classifica a Sassuolo, squadra che ha vinto praticamente tutte le partite a parte la trasferta sconfitta per 3-0 per Piadana, invece una partenza un po' in salita per Volley Veneto Bene, che aveva una formazione completamente nuova rispetto all'anno scorso, la Serie C. Ricordiamo che l'anno scorso in Serie C la formazione di Adriano Fin ha vinto il campionato con quindi la promozione diretta verso la Serie B, oltre ad aver portato a casa la Coppa Veneto e la Coppa Triveneto. Stiamo ancora aspettando l'arrivo dell'arbitro. Vediamo, stiamo attendendo con voi.
questo ritardo tecnico. Eccolo qua che è arrivato l'arbitro. Si può cominciare. Non so che problemi ci siano. Dopo ci faremo spiegare da Adriano Fin a cosa è dovuto il ritardo di questa partita. Attendiamo con voi. Niente, le squadre ricominciano a riscaldarsi e quindi togliamo l'audio e ci sentiamo quando ci sarà l'inizio del match. Finalmente si può cominciare ad iniziare questo match. In qualche minuto di ritardo, le due squadre sono scese in campo. Adesso vedremo i due sospetti che sceglieranno in campo questa sera. Vedremo se Adriano Fin darà fiducia al palleggiatore Davide Pietroni oppure farà scendere in campo Daniele Cro. Ecco che scendono in campo le due formazioni.
partiamo subito dal sospetto della formazione di Caracol Sassuolo con il numero 6 Demetrio Soli, con il numero 9 Bigarelli Luca, con il numero 7 Damiano Giurati, con il numero 16 Lodi Giuliano, con il numero 13 Montefion Thomas e con il numero 8 Sartoretti Luca. Risponde Volley Veneto con Pietroni Davide al palleggio in opposizione al numero 8 Testa Grosso Mirko, al centro il numero 6 Giulio Romagnoli e Cristian De Agostini, capitano. Ai lati Alberto Magalini e Cerfogli Bassia, libero Michele Viola, mentre è libero dalla formazione di Caracol Sassuolo, come avevo detto, Lupi Filippo. Al servizio partirà proprio la formazione di Volley Veneto con Mattia Cercogli. Si può cominciare a giocare. Mirko Pescarossa porta a casa il primo punto della formazione di Volley Veneto. Ancora Mattia Cercogli fuori dal campo per il suo servizio, 1-0 per i ragazzi di Adriano Fini. Ancora Cercogli al servizio. Primo nel campo di Volley Veneto. Cercogli. Alberto Magalini porta a casa il 2-0 da posto centro. Un bel diagonale per il posto 4 veronese, 2-0 per i ragazzi di Adriano Fini. Sembrano essere partiti con il piede giusto, grazie anche al servizio molto piccante di Mattia Cercogli, che ha messo finora in difficoltà la difesa di Caracol Sassuolo. Per Volley Veneto, un tocco malandrino sopra di Alberto Magalini sul muro 3 che non era ben disposto e non aveva messo un muro molto penetrante, ha permesso ai ragazzi in maglietta arancio blu di portarsi sul 3-0 e concedere il quarto servizio consecutivo a Mattia Cercogli. E il Cercogli 4-0. Servizio corto di Cercogli, buona la decisione di Sassuolo che attacca questa volta con il giocatore numero 8 Luca Sartoretti e porta il primo punto per questa partita per la sua squadra. Al servizio andrà il giocatore numero 9, l'opposto Luca Bigarelli. Michele Viola. L'attacco dell'opposto della formazione di Caracol, Bigarelli porta 2 punti della sua squadra. Magalini, mani alte, 5-2, grande punto di Alberto Magalini. Al servizio il centrale Romagnoli Giulio. Dentro in campo Cristian De Agostini. Grande attacco del giocatore con la maglia numero 8 Sartoretti.
È proprio Sartenetti al servizio. Grandissimo pipe di Carpogli che porta a 6 punti della formazione di casa. Al servizio il palleggiatore, il giocatore numero 12 Pietroni. Scusate. Dai a 4, ancora un attacco dell'opposto Bigarelli, lungo linea, un bel dritto per dritto da posto 1 a posto 2. 6 a 4, al servizio del giocatore numero 13 Thomas Montefiore. 6 a 4. Primo nel campo di volley Veneto. Mirko Testagrossa da posto 4 mette giù il primo punto dell'incontro per personale. 7 a 4. L'opposto di volley Veneto mette giù il pallone e permette ad Alberto Magalini di uscire dal campo per il suo servizio. Purtroppo il pallone non passa, purtroppo per lui. 7 a 5. Al servizio il palleggiatore Damiano Giurati. Mirko Testagrossa porta 8 punti con un bel colpo. Il numero 12 Pietroni spiazza praticamente la difesa di Sassuolo, permettendo a Mirko Testagrossa di andare in attacco con un muro a 1 molto efficiente. Secondo punto personale per Mirko Testagrossa e Cristian D'Agostino al servizio. Palla ancora nel campo di Sassuolo. Bel diagonale del giocatore numero 6 Soli Demetrio, che porta 6 punti per la sua squadra. È proprio l'autore del punto che va fuori dal campo per il suo servizio. Otto a 7. Era invasione secondo i giocatori di volley Veneto. Ma l'arbitro non era ovviamente d'accordo. 8 a 7. Comunque una protesta contenuta da parte della formazione di volley Veneto. Otto pari, un po' sguarnita questa volta la difesa di volley Veneto, che vede la formazione di Caraco Consuolo recuperare e raggiungere i ragazzi di Adriano Pinto in perfetto equilibrio in questo primo set. Testa grossa, 9 a 8. Ancora Mirko Testagrossa, l'autore del punto al servizio, buona la ricezione. Palla fuori, a nostro parere, palla fuori, 10 a 8.
Errore del giocatore numero 16 Lodi. Ancora testa grossa al servizio. 11-8, questa volta la ricezione di Luppi non è stata efficace, la palla è caduta vicino a Cerfogli che non ci ha pensato due volte e ha buttato il pallone in una zona sprovvista di giocatori della formazione di Caracol. Subito più 3 per Volley Veneto, ancora Mirko Testagrossa e termina. Contrasto a rete vinto dal giocatore numero 9 Bigarelli. 11-9. Cerfogli, un altro pallonetto che scavalca il muro 2. 12-9. Ancora un servizio di Cerfogli che mette in difficoltà la difesa di Caracol che chiama subito 30 secondi di time out tecnico. Rientrano in campo le due formazioni con Volley Veneto Venacus avanti 13-9. Ancora Mattia Cerfogli al servizio. Un po' in difficoltà la ricezione di Caracol sul servizio di Mattia Cerfogli. Tredici a 10. Ancora un punto del giocatore numero 9 Luca Bigarelli. È proprio Bigarelli al servizio. Magalini buona alla ricezione. 13 a 11. Magalini non riesce a tenere in campo la palla stretta diagonale che aveva cercato, la palla è andata a cadere sulla striscia superiore della rete e ha preso una traiettoria particolare cadendo fuori dal campo. Ancora Luca Bigarelli al servizio. Magalini questa volta riesce a passare sul muro a 2. 14 a 11. Sostituzione in campo. Esce il giocatore numero 13 Montegiong ed entra il numero 11 Francesco Devoli. Quindici a 11. Ace del giocatore numero 6 Giulio Romagnoli, centrale di Volley Veneto. 15 a 11. Ancora Giulio Romagnoli al servizio. Cristian D'Agostini, 16 a 11. Ancora una
Una ricezione molto difficile per i ragazzi di Mister Dall'Olio, ne approfitta Volley Veneto. Cristian De Agostini vede il pallone arrivare dalle sue parti, costringendo Dall'Olio a chiamare il secondo time out nel giro di pochi punti, 30 secondi di pausa. Errore al servizio di Volley Veneto con il giocatore Giulio Romagnoli, 16-12. Al servizio del giocatore con il numero 8 Luca Sartoretti, lo schiacciatore di Caracol Sessione. Pallone fuori di Sartoretti, 17-12. A mio parere il servizio era anche viziato da un tocco sulla linea bianca, ma può darsi che abbia visto male io. Davide Pietroni al servizio. Palla nel campo di Volley Veneto. Attacco ancora di Bigarelli, 17-13. È stato molto efficace il muro e la difesa di Caracol in questo frangente, permettendo ai ragazzi di Mister Dall'Olio di avvicinarsi. Meno 4 per la squadra ospite. Al servizio con il nuovo entrato il giocatore con il numero 11 Francesco Degoli. La palla ancora nel campo di Sassuolo. Muro di Alberto Magalini che non fa passare l'attacco del giocatore con il numero 6, lo schiacciatore Demetrio Soli, 18-13. L'altra sostituzione. Esce il palleggiatore con il numero 7, Giurati, ed entra Mantovani. Magalini al servizio, buona la ricezione, possibilità di attacco di Sassuolo. Testa grossa, vediamo, viene chiamato il punto a Sassuolo, mi sembrava di aver sentito il tocco del muro, invece non c'è stato. 18-14. Il nuovo ingresso Mantovani, il nuovo palleggiatore è entrato sul 18-13 al servizio. Grande attacco in lungolinea del giocatore numero 3 Mattia Cercogli, 19-14. Entra Davide Gatti al servizio al posto, vediamo di chi, di Cristian De Agostini. Ecco Davide Gatti si presta il suo servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco di Luca Bigarelli, ma la palla va a cadere in fondo al campo, 19-15. Al servizio Caracol Sassuolo, 19-15.
Soli al servizio, Magalini, Pietroni, testa grossa, molto intelligente, tocco forte sul muro messo male, esterno in posto 4, 20 a 15. È arrivato un po' scomposto il muro di Sassuolo, se ne è accorto subito Mirko Testagrossa che con un colpo abbastanza forte è andato a incrociare proprio la mano esterna del muro, 20 a 15. Stavolta il muro a 2 e di Volley Veneto non è efficace. Il muro di Pietroni e di Romagnoli butta fuori il pallone 20 a 16 al servizio del giocatore con il numero 16 Giuliano Nodi, in centrale di Caracol Sassuolo. Ribola nel campo praticamente di Sassuolo. Errore questa volta del giocatore numero 9 Bugarelli, che aveva cercato di angolare tantissimo l'attacco, invece la palla è andata a toccare il naso. 21 a 16 al servizio ancora Mattia Cerfogli. Pallone che arriva proprio in nostra direzione, palla fuori, 21 a 17. Al servizio Luca Bigarelli. Ace Bigarelli, 21 a 18. Time out chiesto da Adriano Fini sul 21 a 18. 30 secondi di pausa. Ancora Bigarelli al servizio, 21-18 in questo primo set, sarà a terra poi Sassuolo e Volley Veneto Benefit. Michele Viola. Ventuno 19. Ventuno 19. Si riavvicina pericolosamente a Volley Veneto la formazione ospite, ma sapevamo che Caracol è una squadra che non molla mai. 21-20, errore di Alberto Magalini. Momento di difficoltà per i ragazzi di Adriano Fini, che vedono Caracol ritornare prepotentemente sotto. Ventuno pari. Secondo time out chiesto da Adriano Fini. 30 secondi di pausa.
Ritorniamo in diretta a 21 pari. A 22-21 per Caracol Sassuolo. Entra Daniele Cro sul 21-22. Free ball nel campo di Sassuolo. Ancora free ball nel campo di Sassuolo. 22-20. 23-21, scusate. Migarelli mette il 23. La palla ancora nel campo di grande difesa di Sassuolo. a 21, incredibile, 9 punti al servizio per Briganelli, che porta praticamente la vittoria dalla sua parte con 9 servizi che mettono in grandissima difficoltà Volley Veneto. Ecco che entra il giocatore Paolo Guardabaccio al posto del numero 3 Ceccoli. Palla fuori. (22 24). Romagnoli al servizio. (25 22). Chiude così il primo set, la formazione di Sassuolo. 3 minuti di pausa per il cambio campo.
Rientrano in campo le due formazioni. Ricordiamo vittoria per 25-22 incredibile per la formazione di Cheraco Sassuolo, che ad un certo punto era sotto di ben 5 punti. Poi al servizio è andato il giocatore con il numero 9, Luca Bigarelli, mettendo in grandissima difficoltà i ragazzi di Adrianotti, che non sono più riusciti a recuperare. C'è stato di partenza ancora come nel primo set per la squadra di Adrianotti, invece in campo per Cheraco Sassuolo, Mantovani, Soli, Sartoretti, Degoli, Bigarelli e il numero 16, il centrale Giuliano Lodi. Quindi fiducia da parte dall'olio per il palleggiatore con il numero 5 Marcello Mantovani. 1-0 per Cheraco Sassuolo. Uno pari, attacco nelle zone centrali del campo, 1-1. Giulio Romagnoli, l'autore del punto, proprio lui che va fuori dal campo per il suo servizio, rientra Cristian Di Agostino. 2-0. Non ho capito, 2-1. Ah, 1 pari, 2-1, era stato sbagliato il tabellone. 2-1 per la formazione ospite in questo momento. Ecco, adesso il tabellone a posto. Bigarelli al servizio. Alberto Magalini butta fuori il pallone dell'1-3. Ancora Bigarelli al servizio. Pallone fuori, 3-2. Pietroni Davide al servizio. Pallonetto vincente dalla parte del giocatore con il numero 8 di Cheraco Sassuolo, Luca Sartoretti, 2-4. Pallone fuori per Sartoretti, 4-3. Alberto Magalini al servizio. Quattro pari, Ace Magalini. Ancora attacco del giocatore numero 9 Bigarelli, 5-4. Aveva cercato il muro esterno, la mano esterna del muro. 5-4 per la formazione ospite. Al servizio il giocatore con il numero 11 Francesco Degoli. Dribble con possibilità di attacco. Pallone fuori di Magalini, 6-4.
Sette a 4. Otto a 4. 30 secondi di pausa. Otto a 4 dopo questo tentativo d'attacco di Cristian Delfini che viene murato costringendo Adriano China a chiamare il time out al servizio la formazione di Caracol a Sassuolo. Mirko testa grossa 5 a 8. Free ball nel campo di Sassuolo. Punto per Volley Veneto, stavolta l'errore di Scioli porta a meno 2 la formazione di Adriano Fini, ancora Cristian Di Agostino in servizio. Murato, Mirko, testa grossa, 9 a 6. Servizio Sassuolo, Magalini, Pietroni, primo tempo di Giulio Romagnoli, 7 a 9. Mirko testa grossa al servizio. Otto a 9. Mattia Cerfogli. 8 a 9. Era dentro. 8 a 10. A mio parere era dentro, però l'arbitro sicuramente ha messo meglio di me e non si discute. La decisione arbitrale 8 a 10. Out 9 a 10.
11. Al servizio il giocatore con il numero 16 Giuliano Lodi sul 9-11 per la formazione ospite. 1-0 il conto dei 7 sempre per Caracas Sassuolo. Giulio Romagnoli mette il 10-11. Entra De Agostini e Romagnoli va fuori dai 9 metri per il suo servizio. No, 10-12, pallonetto vincente che spiazza il muro 2 e concede il giocatore numero 9 Luca Bigarelli di andare fuori dai 9 metri per il suo terribile e temibile servizio che ha permesso alla formazione di Caracol di andare dal meno 5 al più 3 finale del set. Nicola Viola, la palla nel campo di Sassuolo. Questa volta il pallone di Luca Bigarelli è fuori, 11-12. Davide Pietroni va fuori dai 9 metri per il suo servizio. a 13. Ancora Luca Bigarelli. Al servizio Luca Sartorizzi. La palla nel campo di Sassuolo. Ancora Sartorizzi, 11-14. Quindici a 11. Ancora difficoltà per Volley Veneto. Testa grossa, 12-15. Alberto Magalini ancora. A 16. Ancora Sassuolo al servizio per il giocatore 1-11 Degoli Francesco. Cristian De Agostini, 13-13. Ottimo uso dei centrali da parte di Davide Pietroni, sia con De Agostini che con il giocatore numero 6 Giulio Romagnoli è riuscito a tenere a galla al momento la formazione di Volley Veneto. De Agostini al servizio. Ancora Luca Sartoretti. Luca Bigarelli, scusate. 13-17.
13-18. Mirko, questo grosso servizio. 14-19. A 20. Trenta secondi di pausa. (14-20). Decisamente più forte la formazione ospite rispetto in questa fase di partita rispetto a Volley Veneto. 14-21. Punto del giocatore numero 16 in centrale Giuliano Lodi. Sembra avere un po' perso la traiettoria giusta la formazione di Volley Veneto. 15-21, errore al servizio. (15-21). Mattia Serfoglia al servizio. Pallone fuori per Serfoglia. 15-22. (15-23). Punto di Mirko Testagrossa. Giulio Romagnoli al servizio. (24-16). Luca Vigarelli al servizio.
ace di Bigarelli, 25-16. 3 minuti di pausa, veramente forte questo giocatore. Due a 0 per Sassuolo con i punteggi di 25-22 e 25-16. Ritornano in campo le due formazioni, stavo guardando come nel secondo set la formazione di Sassuolo entra in campo con il giocatore numero 5 Marcello Mantovani, con il numero 6 Demetrio Soli, con il numero 8 Luca Sartoretti, con il numero 9
Luca Bigarelli finora il migliore in campo assolutamente con il numero 11 Francesco Degli e con il numero 16 Giuliano Lodi, il numero 18 Francesco scusate, Filippo Lucci, il libero della formazione di Terco Sassuolo. Nessuna novità neanche nel campo di Volley Veneto con Alberto Magalini al servizio, con Capitan De Agostini in campo al centro, con Pietroni al palleggio, con Mirko Testagrossa in opposizione, con il numero 3 Mattia Cerfogli sempre sempre in posto 4. Ancora Bigarelli 1-0, ancora Bigarelli 1-0. E l'altro centrale Giulio Romagnoli, libero Michele Viola. Quindi nessuna novità delle due formazioni. Bigarelli porta a casa il primo punto. 2-0. 2-0. Buona difesa di Sassuolo. Fribo nel campo di Volley Veneto. Michele Viola. Pietroni. Ancora Bigarelli anche in difesa. 3-0. Attacco del giocatore con il numero 8 Luca Sartoretti. Per il momento grandissima difficoltà per Volley Veneto. Cerfogli mette il 3-1 su un pallonetto. E Cristian De Agostini va al servizio. Attacco da posto 4 del giocatore numero 8 Sartoretti, 4-1. È proprio l'autore del punto Sartoretti che si porta fuori dai 9 metri. Testa grossa, 4-2. Cinque a 2. What? 5-3.
Attacco di Giulio Romagnoli. Sei a 3. Moro a 3 su Magalini. 6 a 3. Sei a 4. Mirko testa grossa. Giulio Romagnoli al servizio. Sette a 4. Invasione di Davide Pietroni. A 4, attacco del giocatore al numero 6 Demetrio Soli. Alberto Magalini mette giù 5 a 8. Grande attacco da posto 4 di Alberto Magalini, 5 a 8. Davide Pietroni al servizio. Ace di Pietroni. La battezza fuori Soli, invece il pallone cade abbondantemente in campo. 6 a 8. Questa volta il pallone è abbondantemente fuori. 6 a 9. Ancora Bigarelli, 6 a 10. Sei a 11. Time out, chiesto dalla panchina di Volley Veneto. Veramente forte questo Sassuolo, riesce a recuperare palloni importantissimi nell'economia della partita e i risultati si vedono. Bellissima formazione. 6 a 11. Meritatissimo il primo posto per Sassuolo. Veramente tra le formazioni sempre qui a Barbolino è forse quella che al momento mi ha più impressionato per la capacità di gioco e per la grinta e la volontà di tenere su tutti i palloni. 6 a 11 con un Bigarelli assolutamente fuori categoria.
bellissimo, bellissimo da vedere come giocano questi bravissimi ragazzi. 6-11. E un bel fight di Mattia Cerconi, 7-11. Sette a 12. Otto a 12. Mirko Testa Rossa. Al servizio Capitan Cristian De Agostini. 8 a 12. Vuole ancora crederci Volley Veneto, cercando in tutte le maniere di rimanere aggrappata all'ultimo set disponibile per riuscire ad accorciare. Pallone abbondantemente fuori di Cristian De Agostini. 8 a 13. Sartoretti al servizio. E adesso Caracol esce alla grande, in difficoltà nella ricezione la squadra di Adriano Fini. Meno 6. Pallone fuori. 9 a 14. Sartoretti butta fuori il pallone. Mirko Testa Grossa al servizio. Sostituzione. Esce Sartoretti ed entra il giocatore con il numero 10, Anceschi Filippo. Testa Grossa al servizio. A 15. Nove a 15. Bello scambio da entrambe le parti. Entra, vediamo se entra Crop per Pietroni. Entra Crop per Pietroni. Nove a 15. Al servizio Degoli. Vediamo se si può ricominciare a giocare dopo questa girandola di chiamate di rotazione.
La palla nel campo di Volley Veneto 9-16, chiamata trattenuta. Ancora Degoli al servizio, sembra un po' aver perso adesso il bandolo della matassa, la formazione di Adriano Qui, che aveva cercato in tutti i modi di rimanere aggrappata al set. Giulio Romagnoli 10-16. Alla rete per Giulio Romagnoli, scusate, per Mattia Cerfogli. Mantovani al servizio. Dieci a 17, 10 a 18. Francamente si finisce il set, una formazione soltanto in campo in questo momento, sembrano veramente aver perso le redini del gioco i ragazzi di Volley Veneto, dispiace perché nel primo set erano stati anche avanti di 5 punti, ma che era questo solo. La palla ancora nel campo di Sassuolo. Questa volta il muro di Romagnoli efficace, 11-18. Prende un pallonato in faccia il giocatore con il numero 10 Anceschi, ma niente, nulla di grave. Sull'attacco del numero 9 Bigarelli, Romagnoli ha messo le mani, la palla cadendo è andata in faccia sul giocatore che era sotto la rete, nulla di particolarmente Anceschi, nulla di particolarmente grave, però una pallonata in faccia non è mai piacevole. Giulio Romagnoli al servizio. 11-18. a 19, attacco da poco 4 del giocatore con il numero 6 Demetrius Soli, 11-19. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Rientra il giocatore numero 8 Sartoretti al posto del numero 10 Anceschi. a 19, errore al servizio. Daniele Cross servizio. a 19, errore in attacco del giocatore numero 6 Demetrio Soli, che aveva cercato l'appoggio toccando l'asticella laterale. Ancora Daniele Cross servizio. Pallone fuori per Daniele Pro, 13-20. Giuliano Lodi a servizio. Invasione sulla riga, 14-20. Alberto Magalini a servizio.
Viene chiesto time out, non ho visto da quale panchina, presumo da Sassuolo. 14-20, 30 secondi di pausa. Rientrano in campo le due formazioni, 14-20, Alberto Magalini. Doppia, palesemente doppia, 15-20. Un brutto palleggio questa volta del giocatore numero 5, probabilmente ha preso male il pallone Marcello Mantovani, 15-20, ancora Alberto Magalini al servizio. Pallone dritto per dritto, fuori 15-21. Entra al posto di Alberto Magalini il giocatore con il numero 10 Paolo Guardamaccio, 15-21. È entrato anche Tommaso Albrigo, al posto di Agostino. Albrigo sbaglia il servizio. 16-22. A 20, 16-23. Bella lungolinea del giocatore numero 3 Mattia Cerfogli, 17-23. Mirko Testagrossa al servizio. A 24. Radio attacco in posto 3 della formazione con il numero 11, il centrale Degoli, che porta a casa il match ball. Palla sulla rete, 18-24. Al servizio Mattia Cerfogli. La partita era iniziata con il suo servizio. E finisce qua, 18-25. Caracol, potentissima, fortissima, micidiale. Chiude con un incredibile 3-0. Una partita che non ha mai avuto storia se non nel primo set, come Volley Veneto era addirittura avanti del 18-13, poi è salito in cattedra quel gran giocatore che fa il nome di Bigarelli e non c'è stato più scampo per la formazione di Adriano Pin. Veramente gara con Sassuolo si porta a 32 punti,
campione del girone di andata e sarà una delle finaliste della Coppa Italia, meritatissimo. Una bellissima formazione, una fortissima squadra, allenata da un grandissimo allenatore, più di così non sappiamo cosa dire. A Volley Veneto rimane il rammarico di non aver sfruttato quei 5 punti di vantaggio verso la fine del primo set, conquistato comunque dalla bravura dei giocatori di Sassuolo. Buona serata, noi ci sentiamo per la prima giornata di ritorno, dove la formazione veronese di Adriano Fina ospiterà Modena Volley qui a Barbolino. Buona serata a tutti.